ho attraversato un periodo difficile, è andata male, il viaggio era male. Prima stavo a Macerata, adesso mi sono trasferito in Ancona. Da oggi inizio un lavoro di volontario civico. Io sono arrivato con Libia, sono qui un anno per lavoro di giardino e per il lavoro di volontaria, come in Ancona. Giardinaggio. Questa esperienza è bene, è importante. Sono qui adesso da 10 mesi, io arrivato da Libia, al mare, e oggi sono felice, perché stare bene in Italia quando sono arrivato qui mi ha progetto aiutami, ho fatto tutto bene. Io vedo il mio futuro dopo bene, qui in Italia, sì, perché io non conosco altri paesi, io conosco l'Italia qua, ancora qua, mi piace ancora qua, mi piace rimanere qui, cercare lavoro, stare bene. Lavorare è importante perché quando non ce l'hai il lavoro non stare bene. Il Comune di Ancona insieme ad Annulf, che è ente gestore del progetto SPRAR, ha organizzato questo volontariato civico dei ragazzi che sono ospitati sia nello SPRAR sia nella prima accoglienza. È un volontariato, i ragazzi hanno accettato di loro scelta perché sono preparati più ragazzi, per il momento hanno accettato questi 8 ragazzi che erano pronti e quindi per loro e per noi è un punto importante di arrivo, perché per loro è importante sentirsi parte della società, ma anche fare delle cose per non stare tutto il giorno senza far niente. Per noi è importante perché così questi ragazzi si sentono seguiti.